1 miliardo e 769 milioni di euro. Questa è la cifra, arrotondata, dei danni causati dal maltempo in Veneto tra fine ottobre e inizio novembre. La somma delle varie voci arriva al termine della ricognizione effettuata dalla Regione Veneto e che il commissario delegato Luca Zaia ha inviato a Protezione Civile, ai ministeri interessati e soprattutto all'Unione Europea, alla quale, spiega una nota, sarà richiesta dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l'attivazione del Fondo per le emergenze comunitarie. E solo la partita che riguarda anche i boschi vale più di 800 milioni di euro. La pulizia di 28.000 ettari di bosco spalmati su 100.000 ettari di bosco interessato. È la tragedia più grande che mai sia capitata. 154 milioni di euro per il ripristino sicurezza Valanghiva, oltre 141 milioni il valore della perdita del legname schiantato, circa 51 milioni quelle invece dei redditi provenienti dai boschi per 10 anni. Di fronte alla cifra di 1 miliardo 769 milioni di euro si apre ora il fronte del reperimento dei fondi necessari. I progetti operativi già ci sono, i lavori in cantiere, dice Zaia, che aggiunge il governo è al nostro fianco in questa partita. Dico che ci sono i 253 milioni stanziati e a noi aspetta quota parte, sono quasi 100 milioni di euro. In questa legge di stabilità ci sono altri 500 milioni e a noi immagino verrà data una buona parte di queste risorse. Infine ringrazio veramente di cuore tutti i miei colleghi delle regioni che hanno rinunciato all'SMS solidale a più di 700 mila euro per donarli per un intervento unico da farsi in Veneto. Adesso sceglierò un intervento. Dunque ormai si va verso i 3 milioni di euro raccolti soprattutto per la montagna bellunese, quella montagna che sogna nel 2026 di ospitare i Giochi Olimpici invernali. Sarebbe il più bel regalo da dare alla montagna veneta a portare a casa le Olimpiadi e per fortuna che ci ho pensato.